ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà, e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. È stata una campagna elettorale bella, in mezzo alla gente. Abbiamo scelto di affrontare dei temi anche nuovi, l'abbiamo fatto mantenendo sempre ferma la correttezza nei confronti degli altri candidati e con uno stile che penso abbia dato anche dei risultati dal punto di vista elettorale significativi. Ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, ringrazio Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. È stato un lavoro importante, abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità, l'abbiamo fatto con coraggio, tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti, e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale della nostra agenda amministrativa e del nostro programma amministrativo. Abbiamo dimostrato che non ci sono temi di proprietà di una coalizione, ma che tutti i temi possono essere affrontati anche dal centrodestra proponendo delle iniziative concrete. L'abbiamo fatto sul sociale, l'abbiamo fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto sull'ambiente, l'abbiamo fatto sul lavoro, proponendo una forte integrazione degli istituti di formazione professionale e tecnica con il mondo delle imprese, l'abbiamo fatto sulle infrastrutture, abbiamo lanciato un programma coraggioso ma che parte dall'orgoglio dei grandi risultati ottenuti dall'amministrazione Zaia e con la prospettiva di guardare alla società dei prossimi decenni, che sarà una società più longeva, che quindi dovrà tener conto di questa circostanza per garantire servizi socioassistenziali a una popolazione che invecchierà sempre di più e alla quale va doverosamente data attenzione, con RSA attrezzate, con quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, con dei servizi socioassistenziali territoriali a portata di mano, dei servizi per la prima infanzia, servizi educativi. Ci siamo soffermati molto su questi aspetti e ne sono orgoglioso. Siamo orgogliosi di averlo fatto perché sono i temi che interessano ai veneti e sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda politica. Abbiamo parlato molto anche di imprese, con un tavolo antiburocrazia. Una delle prime misure che adotteremo, oltre a istituire un assessorato al sociale, è quello di creare un tavolo di contrasto alla burocrazia per quanto riguarda appunto gli aspetti di carattere regionale, che ponga attorno a un tavolo tutte le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori economici. Abbiamo scelto di parlare anche di ambiente, citando i temi della rigenerazione urbana, della riqualificazione, dell'aumento dei punteggi per gli enti locali che fanno questo tipo di operazioni e che davvero concretamente parlano di sostenibilità e soprattutto fanno dei passi in avanti in questa direzione. Ci siamo soffermati anche e soprattutto sul tema del lavoro, sulla necessità che hanno le nostre imprese di trovare dipendenti e manodopera qualificata. Entro il 2030 mancheranno in Veneto 280.000 lavoratori qualificati. Questo è un dato che si può assolutamente affrontare con una forte integrazione degli istituti professionali e degli istituti tecnici con il mondo delle imprese. Per il mondo dell'università abbiamo lanciato una forte interazione con le imprese innovative, creando un campus permanente per quanto riguarda appunto la capacità di mettere insieme i migliori laureati del nostro territorio con le migliori imprese innovative del Veneto. Abbiamo dato delle proposte concrete, l'abbiamo fatto senza mai attaccare nessuno, l'abbiamo detto dal primo giorno: non attaccherò mai nessuno, non farò mai polemica, non farò mai provocazioni. E questo è lo stesso stile che abbiamo usato in campagna elettorale, è lo stesso stile che voglio adottare nei miei 5 anni di mandato.
Abbiamo dato prova di essere una coalizione capillare, radicata nei territori, che avrà un legame forte con le amministrazioni locali, e io vengo da un'esperienza anche di sindaco oltre che un'esperienza parlamentare, e in questa esperienza ho imparato l'importanza di una regione capace di legare con i territori, con realtà locali, con politiche di area vasta e sovracomunali. Abbiamo affrontato i temi legati al futuro del nostro territorio, l'abbiamo fatto con una squadra coesa, capace di dare continuità a questa regione, capace di affrontare con tanti amministratori locali nelle nostre liste le sfide che interessano il nostro territorio, e abbiamo scelto orgogliosamente di rappresentare un territorio, il nostro, che ha una storia straordinaria e che deve essere valorizzata. Io ringrazio tutti i candidati, dal primo all'ultimo, perché hanno fatto una grande campagna elettorale territorio per territorio, hanno saputo essere portatori non solo di voti ma anche di idee, di proposte. Noi il nostro programma l'abbiamo scritto in mezzo alla gente e l'abbiamo scritto confrontandoci tutti i giorni con i cittadini, confrontandoci tutti i giorni con le imprese, le associazioni, il territorio, e se la campagna è durata soltanto 40 giorni, almeno la mia, è stata una campagna che ha tenuto conto dell'importanza dell'ascolto dei cittadini. Proprio per questo credo che ai Veneti, prossimi 5 anni, serva un sindaco dei Veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori. Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto. Credo sia importante continuare in questa direzione. I cittadini hanno apprezzato un modo di affrontare le questioni in maniera pacata, concreta, pragmatica, hanno apprezzato l'ascolto che abbiamo offerto a ciascuno di loro, ma soprattutto ora è nostra responsabilità essere al lavoro già da domani mattina, questo è quello che intendo